Seconda corsa, premi Ippo Family, prima prova valida per il Tommaso Grassi Hayward Super Frustino. Sono in 10 al via, 1 Atomo del Vento, Romeo Gallucci, 2 Astrolabio Car, Giorgio D'Alessandro Junior, 3 Ancora tu, Antonio Greppi, 4 Alleluia LZ, Mario Minopoli, 5 Anni dei Daltri, Lucio Becchetti, 6 ASLL, Vincenzo Luongo. Seconda fila 7 Amore Stecca, Salvatore Cintura Junior, 8 Atena del Ronco, Manuel Pistone, 9 Armstrong Luis, Marco Stefani, 10 Ardimentosa Luis, Santo Mollo. Vediamo l'errore di Anni dei Daltri. Veloce ASLL. È già alla corda prima ancora di passare dal traguardo. Seconda numero posizione 5, per Ancora tu. Anni dei Daltri, squalificato. Poi vediamo l'errore sulla curva anche di Atomo del Vento. Numero 1, Atomo del Vento, squalificato. Alleluia LZ che si accoda in terza posizione. Tanto 14 e mezzi i primi 200 metri da parte della figlia di Iglesias di Andrea Vitagliano. Ancora tu. Altro allievo di Andrea Vitagliano in seconda posizione alla corda, intanto 400 che vanno via in 31. Ora siamo a metà della seconda curva con l'avanzata di Armstrong Luis e Marco Stefani che arrivano al sediolo della battistrada. Curva passata in 16,7, in rallentamento 46,8 i primi 600 metri. Passaggio davanti alle tribune, ci sono formate più pariglie, ASLL, Armstrong Luis, poi Ancora tu affiancato da Ardimentosa Luis, Alleluia LZ terza alla corda, con di fuori Atena del Ronco. Il giro intanto va via in 1-1-2, 14,4 qui davanti alle tribune. Con il vantaggio sempre ASLL, ma fa sul serio Marco Stefani con Armstrong Luis, sta attaccando. Il figlio di Majestic Son, chilometro che va via in 1,16 scarso. Armstrong Luis è già sul punto di passare, invece Ardimentosa Luis che ora va in seconda posizione. Cavalli a 400 metri dalla conclusione, si staccano i due con Armstrong e Ardimentosa in lotta, poi Alleluia LZ che è riuscita a svicolare terza. Siamo a poco più di 200 metri dalla conclusione con Santo Mollo che attacca all'esterno a Marco Stefani, ma Armstrong Luis è ancora in buon vantaggio, attacca Ardimentosa, poi si inserisce anche il 3 di Ancora tu, ultimi 50 metri e alla fine Armstrong Luis viene a vincere su Ardimentosa Luis e Ancora tu molto vicini, mentre al quarto è l'8 di Atena del Ronco. 1,14 secco la media al chilometro per Armstrong Luis, aveva corso benissimo all'ultima uscita, l'allievo di Matteo Restelli, e oggi in corsa d'attacco è passato a mezzo giro dalla fine, poi si è difeso egregiamente dall'attacco di Ardimentosa Luis che forse è ancora seconda, ma la foto è molto stretta con Ancora tu al quarto, l'8 di Atena del Ronco.